Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Ben ritrovati al Palahockey di Forte dei Marmi. Il Forte dei Marmi questa sera affronta per il campionato della massima serie di Serie A1 di hockey su pista l'Hockey di Valdagno. La GDS Impianti, reduce, così come il Valdagno del resto, nell'ultimo weekend del prima selezione per quanto riguarda la Champions League, non so come si chiama quest'anno, insomma un po'. Quest'anno si richiama Champions League, tutte e due le squadre hanno passato il turno, il Forte dei Marmi comportandosi come del resto anche il Valdagno molto bene, con 2 vittorie e un pareggio che gli hanno consentito di chiudere al primo posto per quanto riguarda il proprio girone, dunque di approcciare al prossimo concentramento che sarà, se non vado errato, il 18 di dicembre. Ma veniamo alla gara di questa sera, tanti gli ex di turno e vediamo le formazioni, se dalla regia ci mandano le formazioni, iniziando ovviamente dalla formazione del Valdagno. Intanto vediamo le squadre che sono al centro pista con i 2 arbitri Galoppi, Matteo e Andrea Davoli, trovati al banco dei cronometristi da Luca Rossi. Leggiamo completato le informazioni. Il Y Sport Valdagno arriva a Forte dei Marmi con il numero 1 Todeschini, con il 2 Motarane, con il 4 Nadini, con l'8 Piroli, con il 9 Giuliani, con il 17 Rubio, con il 29 Cocco, con il 55 Geida, con l'84 Garzia, il numero 10 Pottierone Sgaria. Il Forte dei Marmi risponde con Riccardo Ignata con il 22, Luca Lombardi in sostituzione di Borgo infortunato con il 7, Marco Gual col 3, con il numero 9 Pedro Gil, con il 10 Domenico Elluzzi, con il 5 Federico Ambrosio, con il 99 Enric Torner, con il 57 Francesco Rossi, con il 26 Elia Cinchini, con il 35 Mattia Taiti. Gli allenatori da una parte Roger Molina per il Forte dei Marmi, dall'altra Diego Mir. Partita importante anche perché il Forte dei Marmi deve mantenere il passo dopo la sconfitta di Trissino, ma il Valdagno deve ancora fare punti. Deve trovarlo il passo, sì, infatti, a parte tutte e due, intanto ora viene consegnata una targa dalla società Forte Marmina a Xavi Rubio, come tradizione vuole, gli ex quando ritornano vengono sempre salutati e ringraziati dalla società. Ecco il capitano Ignata che consegna la targa a Rubio, un elemento fondamentale negli ultimi anni del Forte dei Marmi. E sì, dicevamo che il Valdagno deve ancora trovarla la cadenza giusta, perché reduce al di là prima della bella prestazione in Coppa, da una sconfitta abbastanza sorprendente in casa contro il Monza, una sconfitta che non fa che confermare quanto sia equilibrato questo campionato. Quando lo diciamo, no? Sembra una frase fatta, invece questa è la realtà. Monza ha perso di un solo gol con Forte dei Marmi e Trissino, è andata a vincere a Valdagno, le 3 squadre che sulla carta sarebbero considerate le più forti. Quindi un Valdagno che comunque ad onta dei 0 punti in classifica e con una partita da recuperare, come detto, però è sicuramente, io continuo a pensare che sia una delle formazioni più complete di questa Serie A1, e lo si è visto anche sentendo i nomi che ha letto Fabrizio Ercolini, e quindi è tutt'altro che una partita facile. Del resto in Coppa si è visto che la qualità della squadra di Diego Mira è certamente superiore a quella che è la sua attuale posizione di classifica. Poi comunque di partite se ne è giocate veramente poche, perché ce ne sono anche alcune da recuperare, una anche del Forte dei Marmi, e quindi è evidente che tutto deve ancora succedere, e soprattutto tutto succederà dopo la pausa dei mondiali, perché di partite ce ne sono ormai poche, e poi non dimentichiamo che anche il discorso regular season lascia spesso e volentieri il tempo che trova, perché poi i playoff rimettono tutto in discussione. Comunque siamo pronti per iniziare. A Fabrizio Ercolini per i quintetti in pista. E a conferma di quanto avevi detto, ricordo che anche lo scorso anno la squadra di Mir stentò molto all'inizio, ma poi alla fine nessuno voleva beccarsela ai playoff, perché insomma erano battaglie e battaglie di quelle vere. Vediamo i quintetti in pista. Bruno Sgaria fra i pali, con il numero 8 Davide Piroli, con il 17
E qui vediamo la formazione intanto che passa in sovraimpressione, l'abbiamo già detto in diretta, perciò possiamo passare direttamente a quella del Forte dei Marmi e vediamo anche questa con i giocatori confermati. Ricordo Luca Lombardi al posto di Andrea Borgo, che purtroppo ha subito un lieve infortunio, perciò verrà tenuto a riposo ancora per qualche giornata. Dicevo, Sgaria, Rubio, Motaran, Piroli e Garzia, dall'altra parte Gnata, Chicco Rossi, Torner, Gil e Ambrosio. Praticamente una squadra d'attacco spaventosa, quella del Forte dei Marmi, con tutti i giocatori che sono abituati ad andare a segno, ma ovviamente è tutto da giocare. Intanto è Gil che manovra, la dà all'indietro per Enric Torner, Gil ancora, finta, supera un avversario, l'appoggio è per Ambrosio, Ambrosio ancora per Torner che può manovrare all'altezza della tre quarti, fa partire un tiro che poi su cui si avventa sulla ribattuta Ambrosio, ma senza troppa fortuna. Adesso è Rubio attaccato da Torner, alla meglio Torner al centro per il tiro e il miracolo di Sgaria sulla conclusione di Ambrosio. Palla rubata molto bene da Torner all'ex rossoblù Xavi Rubio. Adesso è Motaran per Garzia, da questi a Rubio, ancora Piroli sulla fascia destra in profondità per Motaran ancora si allarga, l'appoggio è per Garzia, ma è ancora l'ex rossoblù in possesso di pallina, fa partire un tiro che viene smorzato, poi la sfera è recuperata da Chicco Rossi. Si schiera in fase difensiva il Valdagno, dunque Forte dei Marmi che deve andare a manovrare. Chicco Rossi adesso incrocia con Torner per Gil, da questi a Ambrosio, si allarga Ambrosio, serve Torner, all'indietro ancora per Ambrosio, esce dalla zona buia, punta l'avversario, cerca un varco che non trova, dunque torna a girare il Forte dei Marmi, 15 secondi nella disponibilità per il tiro. La sfera è per Ambrosio che prova un tiro accompagnato che supera il portiere, che riesce a fermarla soltanto sulla riga. Seconda occasionissima per Ambrosio e adesso la conclusione di Gil, sfera che si impenna, l'arbitro dice che non c'è stato il tocco, che in realtà abbiamo visto tutto. Di fatto la punizione è per i biancazzurri, ma comunque Giulio, in questo primo minuto e mezzo due occasionissime per Ambrosio. Sì, aveva iniziato subito Rubio con il tiro dopo pochissimi secondi sulla battuta al centro, poi due occasioni di Ambrosio e comunque anche un'altra opzione offensiva del Forte dei Marmi. Sì, del resto insomma ormai non fa più notizia dire che le partite si giocano a ritmi elevati, lo stiamo vedendo anche stasera. Del resto sono due squadre che hanno una rosa ampia da poter alternare. Intanto una conclusione di Motaran da fuori, parata da Gnata, che hanno una rosa tale da poter alternare per mantenere sempre il ritmo appunto elevato senza rallentamento. Intanto è Chicco Rossi che recupera una sfera sul cui si era avventato Garzia, dall'altra parte Gil all'angolo, si libera della marcatura, poi la mette al centro, sfera che carambola sul portiere avversario, dunque niente da fare. Adesso ancora il Forte Marmi che recupera la sfera in una qualche maniera, Gil, missile e Pedro Gil si guadagna lo spazio e fulmina a mezza altezza il portiere incolpevole. Rivediamo, eccolo qua, la finta e poi una fulminata alla sinistra di Bruno Sgaria e vale l'1-0 quando sono passati 2 minuti e 51. 1-0, dunque Gil apre le marcature dopo che per 2 volte era andato vicino alla rete il nostro Ambrosio, che adesso va a recuperare una sfera. Ambrosio l'appoggia ancora per Gil, finta il tiro, poi addomestica la pallina, la dà all'indietro, la sparata in profondità, serve Ambrosio che la gira su Gil che è 1 metro indietro, poi in profondità per Chicco Rossi, franco vollato da Motaran, attenzione ad Ambrosio, ne supera uno, poi va alla conclusione, ancora il portiere tiene a galla il Valdagno che può ripartire in avanti con Piroli
Lo scambio è per Motaran, da questi a Garzia. Garzia e Gil, campioni in più occasioni in Portogallo, nel Porto. Ovviamente stiamo parlando di una mezza era fa. Ancora si lamenta Motaran per un fallo che l'arbitro non fischia, poi la conclusione passa al lato, la recupera Ambrosio, la rilancia velocissima per Gil, ma è circondato da maglie bianca-azzurre, dunque va a manovrare il Forte dei Marmi. Ancora Ambrosio, scambio per Gil, da questi a Torner. Torner per Ambrosio ancora, punta l'avversario, si allarga fra due avversari, poi per il tentativo ancora di Gil che va in percussione, poi cerca di addomesticare in una qualche maniera Chicco Rossi fra tre avversari, gli riesce soltanto a metà. La pallina, attenzione, è per Motaran, poi Chicco, grandissima fase difensiva di Chicco Rossi, e Mir chiede il time out. Al primo fischio ci sarà il minuto di sospensione. Torner, fascia destra per lui, si accentra e là! Il gol di Chicco! Quelli sono i gol che Chicco mette dentro, sfera al centro da parte di Torner in fascia destra, lo rivediamo in questo momento. Battuta di prima attenzione sotto la traversa. Rossi, quando sono passati 5 minuti, fa 2-0, perciò il risultato che va a +2 per il Forte dei Marmi. Giulio. È un Forte dei Marmi che ha iniziato veramente forte, molto bella anche questa esecuzione. Quell'altra, diciamo, era una ottima ripartenza di Gil, questa volta una grande discesa di Torner, la palla in area, Rossi che non sbaglia, ma Rossi ormai l'abbiamo detto proprio, cioè un giocatore veramente che non ne ha molti di simili nel campionato italiano, perché è veramente, l'abbiamo visto anche in Coppa che ha fatto ora basta con i veramente, ne ho già detti 3 di fila. Dicevo, ha fatto delle reti importanti e proprio alla sua maniera, dopo fra l'altro aver fatto, come avevi sottolineato, un preziosissimo salvataggio in difesa, a dimostrazione del famoso detto che nell'hockey moderno si gioca in tutti i ruoli, e Rossi, dopo aver salvato praticamente una fase difensiva bellissima, si è andato a esaltare con una bella realizzazione su assist di Torner. 2-0 quando mancano 20 minuti e 0-4, dunque al quinto minuto il raddoppio di Rossi, time out. Vediamo che il Forte dei Marmi rimane invariato per quanto riguarda il Valdagno. La sfera, attenzione, che schizza lontana. Anche il Valdagno continua a giocare con i 5 effettivi di apertura. Ci prova adesso alla spizzata Garzia, non riesce. La sfera è per Ambrosio che rilancia l'azione. Dall'altra parte per Gil c'è un Torner che sale in fascia sinistra. Gil punta la porta, supera un avversario, non il secondo, poi la dà all'indietro per Torner che può manovrare in fascia sinistra. Torner ancora, ma c'è il primo fallo di squadra che arriva dopo 5 minuti e 40 secondi. Intanto si scalda dietro le panchine Domenico Illuzzi, perciò probabilmente quello sarà il primo cambio voluto da Roger Molina. Battuta Gil, poi prova da posizione improbabile e se ne può tornare in avanti. Il Valdagno che subisce il fallo ma fuori dall'area di rigore, fallo di squadra anche a carico del Forte dei Marmi. 2-0 rossoblu. Gil Rossi, 1-1 i falli di squadra, si riprende a giocare. Intanto è Garzia che lascia la pista per Nadini, se non vado errato, adesso avremo conferma quando avremo la maglia a favore. È il numero 4 Davide Nadini, proveniente dal Monza, per diversi anni è cresciuto praticamente da ragazzino e su nel Monza ed è stato bomber del Monza per diverse stagioni, anche nella zona nobile della classifica marcatori. E intanto il primo cambio anche per il rossoblu, l'ingresso di Nadini porta dentro Domenico Illuzzi, a fargli spazio è Chicco Rossi, dunque formazione un attimino più equilibrata quella del Forte Marmi in questo momento, anche se sappiamo che Domenico Illuzzi è giocatore avvezzo alla rete e va a recuperare la prima sfera proprio su Nadini. C'è la spintonata su Domenico Illuzzi, la punizione non c'è ma la sfera è per il rossoblu. Domenico che avanza, fascia sinistra
dall'altra parte per Torner, missile di Torner, passa alto, poi Ambrosio, la lotta fra due avversari, ne esce però il Valdagno con Piroli, attaccato da Torner, arriva fino a fine pista, c'è adesso il fallo di Torner, vale il secondo fallo a carico del Forte dei Marmi, 18:39, 2-0 il risultato, 2-1 i falli a carico dei rossoblu. Piroli ancora, va a cercare un compagno, lo scarico è per Xavi Rubio, ma c'è il fallo rossoblu, terzo fallo di squadra. Tanto pronto anche Mattia Cocco all'ingresso, la martellata di Xavi Rubio è murata da Pedro Gil, la sfera recuperata da Ambrosio per Gil che ci prova con il casco, se non vado errato, il portiere Sgaria, ma si distende molto bene il Valdagno, ma risponde molto bene in fase difensiva Ambrosio che è cresciuto anche da quel punto di vista negli ultimi anni in maniera esponenziale. Adesso è Rubio che porta l'insidia, Gil su di lui, la sfera sbagliata, il triangolo ancora per Gil in area, poi finisce a terra Gil sull'intervento del portiere Sgaria che però colpisce la sfera, dunque non c'è punizione e siamo già dall'altra parte con Motaran, l'incrocio con Piroli mentre cerca di farsi spazio, costretto a fare da solo, blocco più che irregolare, l'arbitro lo punisce il signor Davoli con il fallo di squadra a carico del Valdagno. 3-2 e dentro anche Gual al posto di Gil. Marc Gual, primo turno di riposo per Gil dopo 7 minuti di gioco. Poi c'è il tocco del portiere fuori dall'area di pertinenza, dunque la punizione fuori del Forte dei Marmi. Forte dei Marmi, ricordo, in vantaggio per 2-0 al secondo e al quinto, prima Gil poi Rossi, la sfera adesso è per Domenico Illuzzi, attaccato, vede a terra il compagno, dunque torna a manovrare, Torner cerca il filtrante, Mannadini gli dice di no, poi Torner lotta, arriva Ambrosio, la porta via, tiro di Torner, passa al lato, di un soffio non è riuscito nella deviazione Ambrosio e torna in avanti il Valdagno, martellata, ma la sfera è per Torner, a tu per tu con Sgaria, Olè cerca di ingannarlo con un tocco da sotto, non ci riesce, ottimo contropiede velocissimo del Forte dei Marmi, ottima risposta del portierone del Valdagno. Intanto in pista anche Mattia Cocco, a fargli spazio è stato Xavi Rubio, la sfera è riconquistata ancora dal rossoblu, poi c'è il fallo di Nadini su Ambrosio, la punizione, nuovo cambio, dentro Chicco Rossi, fuori Ambrosio, Rossi, possesso di sfera per lui, supera l'avversario, fa partire una martellata che poi si ferma sul retro della porta e dunque si riprenderà con l'ingaggio. Gual e Motaran sulla sfera, battuta in questo momento, ci prova Gual da posizione defilata, non riesce a superare il portiere, la sfera adesso al centro per Nadini che però è un metro indietro, la cambia con Piroli, Piroli ancora, passaggio al centro ma c'è Gual che la porta via, da questi a Illuzzi, per Gual ancora, all'indietro per Illuzzi, dall'altra parte per Torner, per Gual ancora, da questi a Chicco, all'angolo Chicco deve difendersi, nessuno va a pressarlo, dunque lo scarico dietro porta per Gual, al centro per Illuzzi, per Torner ancora, il filtrante per Illuzzi, fascia destra per lui, attaccato da Piroli, si libera, poi in una qualche maniera trattenuto, guadagna il fallo che è il quarto e c'è Piroli che si lamenta con l'arbitro e viene richiamato con un'ammonizione. Dunque quando sono passati 10 minuti nel corso del primo tempo, Piroli viene ammonito.
C'è adesso Gual che cerca il filtrante per il Luzzi, che non riesce per un soffio. Ancora il Luzzi, gran giocata, si libera di 2 avversari e poi il tentativo di passaggio non riesce e dunque Motaran può tornare in avanti. C'è il fallo di squadra, adesso forse li fischiano un po' troppo, mi pare, questi falli di squadra. Insomma, basta un tocco e uno che cade ed è fallo di squadra. Intanto fuori Torner, dentro Motaran e il time out chiesto ancora da Mir. Ricordo il Forte dei Marmi in vantaggio per 2-0. Al 2.51 Gil, una martellata alla media distanza, e poi Rossi ben servito da Torner al quinto minuto fa 2-0. Adesso i falli di squadra sono 4 per parte. Al 10° l'ammonizione verbale a Piroli. Giulio. Sì, un Forte dei Marmi che sta legittimando il vantaggio, che per il numero di occasioni da rete ne ha avute anche il Valdagno, lo abbiamo visto, però quelle del Forte dei Marmi alcune sono state veramente molto nette, tipo il contropiede 1 contro 1 di Torner. Quindi diciamo che forse per quello che si è visto fino ad ora è anche un pochino stretto il 2-0, perché la squadra di Molina e Gual ha costruito veramente tantissimo, soprattutto una fase di impostazione molto fluida, con grande rapidità nel liberare l'uomo al tiro e al tempo stesso una grande capacità di rientro. L'abbiamo detto, sia Ambrosio che Rossi, che nominalmente sarebbero punte, si sono distinti anche in copertura e in maniera decisamente precisa. Il Valdagno per il momento è in difficoltà, nel senso che è chiaro che il Forte dei Marmi è una squadra più forte, più completa anche a livello di esperienza, però è una squadra che, se viene lasciata giocare, questo Valdagno, l'abbiamo visto, arriva comunque con facilità anch'esso alla conclusione. Bene, dunque si riprende a giocare. Il signor Galoppi assegna la punizione al Valdagno. Motaran per Piroli, Nadini ancora in pista con lui, c'è Mattia Cocco dall'altra parte. Mattia Cocco che va alla conclusione, la martellata è però fermata dal portiere Riccardo Ognata. Adesso Motaran in anticipo su Cinquini per Mattia Cocco, 2 su di lui, Cinquini alla meglio, porta via sfera, la serve all'indietro per Chicco Rossi, il più arretrato. Chicco insieme a Cinquini, a Illuzzi e a Gual. Ancora sfera all'indietro per Illuzzi, punta l'avversario Illuzzi, cerca di liberarsi tra 2 avversari, Nadini su di lui, ancora Illuzzi, poi la stecca del portiere fuori dall'area di pertinenza, ma fa cenno il signor Groppi che la sfera è ancora per il rosso-blu. Azzerati in 45 secondi, Gual attaccato dietro porta, attaccato anche duramente per Chicco Rossi che va in giravolta ma non inquadra lo specchio della porta perché è disturbato dall'avversario. Adesso Piroli in possesso di pallina, da questi a Motaran per Piroli, si allarga ancora per Motaran che cerca il filtrante al centro per Piroli, viene sporcato, ne entra in possesso l'attaccante biancazzurro, ma ovviamente costituendo meno pericolo. Ancora Motaran si allarga per Cocco, Mattia Cocco cerca il tiro murato dal Forte dei Marmi, era Chicco Rossi. Adesso è Gual in possesso di pallina, si schiera in fase difensiva il Valdagno, va alla CDS alla manovra, il tiro di Luzzi parato in posa plastica, poi sbaglia tutto il Valdagno, la recupera il Forte dei Marmi. Occasionissima per il Luzzi quando mancano 13 alla fine, e adesso Gual che cerca il filtrante che però non riesce per l'intervento di Piroli, e dunque il Valdagno che può tornare in avanti. 2-0 risultato. Intanto fuori Motaran, fa il suo ingresso in pista con il numero 55 Ogeida, e anche Rubio a fargli spazio questa volta è Piroli, che è stato in pista fin dalla prima battuta. Ancora la pallina, c'è il fallo di Ogeida, dice l'arbitro. No, ecco, mi sembrava un blocco tremendo e ci prova subito Ogeida, ma al subentrato Gil per il Luzzi porta via sfera. Gual per Gil, da questi a Cinquini
Cinquini, Gil, Gual e Chicco Rossi. Dall'altra parte Ogeida, Mattia Cocco, Nadini e Rubio. Il tiro dritto per dritto è sparato fuori dal rettangolo di gioco. Si riprenderà dunque a metà esatta del primo tempo con la punizione in favore del rosso-blu. Giulio, è un Valdagno che ha cambiato diversi uomini, ma mi pare che poi tutto sommato la sinfonia sia ancora la stessa, e questa volta credo che sia stato attraverso il palo a salvare il Valdagno. Sì, anche perché il Forte dei Marmi sta continuando a giocare su ritmi elevati, quindi è chiaro che non consente più di tanto al Valdagno, cioè consente le ripartenze, ma non riesce chiaramente il Valdagno a imporre il proprio gioco, perché il Forte dei Marmi sta macinando veramente a gran velocità e ovviamente poi con gli uomini tecnicamente dotati che ha è ancora più agevolato. Intanto è Cinquini, l'appoggio per Gil che scivola, attenzione, Ogeida contro Riccardo Gnata, Ogeida, Gnata, Capitan Gnata, non si fa ingannare e poi in una qualche maniera la sera un rimbalzo maligno e torna in avanti il Valdagno. Nadini, ma è stato un contropiede pericolosissimo. Adesso è Cinquini che si ferma, un contropiede che si è sviluppato sulla scivolata purtroppo di Gil, che ha lasciato l'isfera, era l'ultimo uomo. Adesso è Chicco Rossi all'indietro, Cinquini, il missile Cinquini parato dritto per dritto, Nadini lo porta in avanti per i suoi, cerca il tiro ma si trova davanti Gil, che poi con l'aiuto di Gual porta avanti sfera. Gil ancora, e ancora Pedro, un possesso di pallina per Gual, da questi a Cinquini, ancora Cinquini dopo il tocco di Gil, fascia destra per Gil, a Gual, a Cinquini, manovra per linee esterne la GDS. Là al centro dell'area c'è Ogeida che sta abbracciando in maniera incredibile Chicco Rossi, che adesso ci prova da dietro porta, niente da fare. Rubio un possesso di pallina, Rubio ancora deve aspettare un compagno, due uomini fermi all'altezza del centropista sono Cocco e Ogeida. Rubio adesso riceve nell'angolo, cerca una transizione che trova adesso Mattia Cocco in possesso di sfera all'indietro per il missile e la deviazione, il tentativo di deviazione riuscito peraltro di Nadini, ma siamo già dall'altra parte con Gual che si ferma, aspetta il piazzamento, chiama il suo la manovra. 2-0, 9-24 a giocare nel corso del primo tempo, con Chicco Rossi in possesso di pallina, da questi a Gual, si allarga Gual all'indietro per Rossi, martellata di Rossi che poi sulla ribattuta non trova Gual e dunque torna avanti il Valdagno, ma Gil soffia sfera, supera uno, supera due, tira, poi in una qualche maniera Nadini devia oltre l'altezza regolamentare e fuori dallo specchio della porta, e c'è il time out chiesto dal Forte dei Marmi. Dunque Roger Molina ci vuole ragionare un po' sopra con i suoi ragazzi. Intanto vediamo che torna in pista Ambrosio a fargli spazio, è come è naturale Chicco Rossi, ancora una punta per una punta. Giulio. Sì, è un primo tempo che sta andando via abbastanza veloce, perché il quale pensa soprattutto a giocare, meno male, e fra l'altro il Valdagno ha avuto qualche occasione in più negli ultimi minuti, sempre però bilanciate da quelle del Forte dei Marmi, che stasera mi sembra abbastanza ispirato in avanti, perché difficilmente la pallina va a finire fuori quando gli attaccanti arrivano al tiro, e Sgaria ha già avuto parecchio da fare sia su conclusioni ravvicinate ma anche su quelle da fuori. Anche prima una di Cinquini su cui era veramente ben piazzata, aveva anche un compagno davanti, quindi una bella partita piacevole con un Forte dei Marmi che dovrebbe a questo punto cercare di capitalizzare un po' di più quelle che sono le occasioni che è riuscita a creare, perché effettivamente ne ha costruite molte di più delle due che sono andate in rete. Senza ombra di dubbio, 8,55 alla fine, 2-0, 5 falle a carico rossoblu, quota 4 il Valdagno in pista con, al di là dei portieri che sono imprescindibili, con Motaran, Ogeida, Mattia Cocco e Nadini. Risponde il Forte dei Marmi con Cinquini, Torner
Ambrosio Gil. Dunque battuta in questo momento, Gil in possesso di sfera, fa fuori due avversari prima di servire Cinquini in orizzontale. Cinquini dietro porta, si ferma per Ambrosio, francobollata da Cocco, ancora Ambrosio all'indietro, Gil dall'altra parte per Torner. Torner fa il diavolo a 4 al limite dell'area, ma poi è costretto a girare nuovamente sfera. Adesso Ambrosio, sfera lunga per Cinquini che va comunque a recuperarla, ha la possibilità di avanzare. Poi attenzione perché interviene Gil, sfera in avanti, Cinquini per Gil, e poi la pallina in una qualche maniera salvata, ma l'arbitro aveva già fischiato l'ingaggio. E dunque Ambrosio e Motaran sulla sfera. Attenzione che rimane lì, c'è ancora l'ingaggio, in porta finiscono Ambrosio e Sgaria, la pallina si ferma sulla riga, dunque si torna a giocare l'ingaggio e adesso è Sgaria che chiede di andare a pulire la maschera, dunque avremo qualche secondo di riposo. Intanto i rossoblù fanno sentire il proprio tifo in un palazzetto che non è proprio strapieno, ma comunque con una buona cornice di pubblico. Anche 3 coraggiosi da Valdagno in trasferta, e non è da poco visto che è un mercoledì lavorativo, perciò insomma onore anche alle brigate bianca-azzurre. Adesso bisogna attendere il rientro in pista delle squadre, o meglio del portiere. Si riprenderà con l'ingaggio la destra di Sgaria. 2,51 Gil, si fa lo spazio, se lo crea e tira una martellata alla media distanza al limite dell'area di rigore che trafigge il buon portiere. Poi Rossi supera ancora ed è il 2-0. Intanto un nuovo cambio con il numero 9, Giuliano Giuliani, che fa il suo debutto in questa partita. Sfera che si impenna, la punizione è per il Valdagno. Battuta in questo momento, Cocco per Ogeida, per Cocco ancora, per Motaran, Ogeida controllato da Torner, la sfera è per Mattia Cocco, va Ambrosio a disturbare, ancora Mattia Cocco, il blocco oltre misura, poi la sfera al centro, l'arbitro assegna la punizione, già battuta ma bisogna ripetere, bisogna rettificare la posizione. Si lamenta la panchina e i giocatori del Valdagno che chiedono una punizione in area. Rosso-blu, non è di questo avviso il signor Davoli, si batte al vertice alto alla destra di Riccardo Gnata ed è Ambrosio già in possesso di pallina. Ambrosio per Gil, per Ambrosio ancora la percussione, poi l'appoggio per Cinquini. Gil cerca di andarsene, si accentra, la mette al centro per Cinquini, dietro porta, ricostruisce la nuova azione il Forte dei Marmi. Ancora una sfera però recuperata, attenzione, 2 contro 1, poi Giuliani è uno punta, vede la porta, dall'altra parte c'è Rogeida sul soletto, ma probabilmente sperava di ingannare, proprio per quello il portiere Gnata che non si è fatto ingannare. In avanti ancora il Valdagno, dietro porta, niente da fare, Gil porta via sfera, trattenuto vistosamente da Cocco, l'arbitro lo lascia proseguire, si innervosisce Gil e si prepara Gual all'ingresso in pista, vediamo un po' al posto di chi, ma credo di sospettarlo. Poi il tentativo di Gil si impenna sulla battuta e c'è il time out chiesto dal Forte dei Marmi quando mancano 6:24, fase della partita un po' stanca, che Forte dei Marmi ha avuto qualche buona occasione così come il Valdagno, ma insomma niente di clamoroso, e permane il risultato di 2-0. Giulio. Sì, c'è stato il richiamo ufficiale a Gil che è andato a lamentarsi con l'arbitro per il
fallo che aveva subito prima e che non era stato rilevato. E 2-0 ancora appunto il risultato, 5-4 i falli di squadra, con un Forte dei Marmi che certe volte sembra quasi voler strafare anche in velocità. Voglio dire, la squadra che è in vantaggio per 2-0, capisco che ci sia la volontà di sviluppare bene gli schemi, però non è necessario andare avanti in maniera indiavolata come è già successo un paio di volte, dando poi il contropiede al Valdagno sia una volta 1 contro 1, questa volta addirittura erano in 2, e giustamente hai sottolineato, Fabrizio, che se Giuliani forse avesse alzato la testa avrebbe visto Ojeda che era solo dall'altra parte, cosa che peraltro era successa anche precedentemente qualche minuto fa per il Forte dei Marmi. 2 giocatori andati in contropiede dalla stessa parte, da quest'altra, dalla parte opposta sulla destra c'era Torner solo che non è stato servito, però ci sta, quando soprattutto si gioca a tanta velocità come stanno facendo le 2 squadre in pista, succede anche di perdere per un attimo di vista il compagno. Intanto il gaggio è guadagnato dal Valdagno che va in avanti con Giuliani, per poi la conclusione che non riesce a Ojeda per l'intervento di un difensore. Ambrosio, Torner, Gil e Gual in pista. Gil fa fuori un avversario, poi scivola, l'arbitro dice che è stato toccato, a mio avviso è scivolato da solo. Comunque di fatto vale il quinto fallo a carico del Valdagno, a quota 5 anche il Forte dei Marmi. 6 minuti e 0-1 alla fine. Gil e Gual sulla sfera, poi la pallina è per Torner, dietro porta Torner, gioca nello stretto, lo appoggia all'indietro per Gil, percussione di Gil per Ambrosio, ma c'è il rigore per la trattenuta di Ojeda su Marc Gual. Dunque quando mancano 5:45 il rigore, e a prendersene carico è Torner. Nell'azione che aveva visto il Forte dei Marmi manovrare c'è stata una trattenuta ai danni di Gual che si era liberato in area. La sfera oltretutto andava da tutt'altra parte. Torner, il tiro, la parata, dunque non sfruttato, direi, perché non è stato proprio un tiro eccezionale, Giulio. No, è stato abbastanza centrale, insomma, Sgaria non è un portiere che si fa sorprendere da queste conclusioni, bravo lui quindi più che Torner. Intanto si riprende a giocare con Ambrosio in possesso di sfera, dietro porta l'incrocio e poi ci prova Ambrosio ad ingannare Sgaria, non ci riesce, però mantiene il possesso della sfera. Ancora Gil, missile di Gil parato dal portiere, cercava di andarsi a riprendere un po' di secondi Gil, ma non gli è riuscito il giochino. Adesso è Ojeda per Mattia Cocco, poi sfumano i 10 secondi sul pressing di Gil, è stato produttivo in questo senso. La punizione in favore del Forte dei Marmi, che fa rientrare in pista Domenico Illuzzi al posto di Pedro Gil. Illuzzi in possesso di sfera, la cede a Gual, al centro per Torner che viene trattenuto vistosamente, mi sembra più rigore questo di quello di prima. Comunque Torner, su di lui è Cocco, i due hanno giocato insieme proprio nel Valdagno credo 3 anni fa. Ancora Ambrosio, Gual, Ambrosio finisce a terra, c'è il fallo di Motaran, la punizione in favore del Forte dei Marmi, 6º fallo. Motaran, Ojeda, Giuliani e Cocco in pista. Intanto si prepara Rubio a fare il suo ingresso, a cedere di posta il Capitan Cocco. Bisogna asciugare il parquet, perché al di là del fatto che siamo all'inizio di ottobre è ancora un caldo decisamente estivo in quest'ultimo periodo. Intanto vediamo Illuzzi che va a posizionarsi in area di rigore, vicino alla sfera sono Ambrosio e Gual, dall'altra parte c'è Torner. Rubio che va a cercare di disturbare proprio il numero 99 Torner, c'è il fallo di Illuzzi che spintona l'avversario che a sua volta lo spintonava.
l'arbitro decide per il fallo in favore del Valdagno. Valdagno che adesso deve uscire dalla zona buia, lo fa con Giuliani, su di lui va Illuzzi ancora all'angolo, attaccato, poi Giuliani ancora, sfera per Motaran, da questi a Rubio ancora in fascia destra, cerca lo scarico, l'appoggio è per Motaran, Ogeida, scusate, per Motaran, tentativo, poi la sfera torna a Motaran che finisce a terra, l'arbitro dice grazie al fallo di Ambrosio. Dunque 7-6 falli a carico del Forte dei Marmi e la punizione in favore del Valdagno. Tutto pronto per la battuta, Ogeida per Giuliani ancora, va alla conclusione che va a toccare dopo aver toccato la traversa, va a spizzare sul soffitto, dunque si riprende con l'ingaggio a centropista. 3:34 alla fine, ingaggio a centropista, Torner e Rubio. Tutto pronto per la battuta, il filtrante per Gual, però in anticipo Giuliani ancora, che poi va alla conclusione, che attraversa l'area di rigore, non c'è nessuna deviazione, ma la sfera è ancora per il Valdagno, che poi la spreca con un tiro di Ogeida molto alto, la recupera Marco Gual, chiama uno schema per i suoi, si torna a manovrare con Gual in possesso di sfera, ancora una spinta ai danni di Domenico Illuzzi. Adesso è il Forte dei Marmi che però spara la sfera in antigioco, Torner la lascia là, concede 5 secondi all'avversario che riprenderà con una punizione. 2:55 dentro Nadini, fuori se non vado errato è Ogeida, dentro Chicco Rossi, fuori Ambrosio, girandola di cambi, non si è risparmiato né da una parte né dall'altra, tutti in pista. Adesso bisogna asciugare, vediamo, bisogna andare ad asciugare il parquet. 2:55 alla fine, intanto sono lievitati in maniera mostruosa i falli di squadra, siamo 7-6, perciò probabilmente non prima del fischio dell'arbitro, ma sicuramente nel secondo tempo dovremmo vedere, anche continuando così, un tiro diretto. 2:55, 2-0, tutto nei primi 5 minuti, al secondo Cilla, al quinto Rossi, poi la partita si è incanalata su altri binari, un po' più di controllo da parte del Valdagno, tantissime occasioni sventate dal portiere Sgaria e anche da Gnata, che in questa occasione va a parare sull'avversario. Attenzione, Torner per la sfera, poi è Rossi che va a prendersi pallina, messo giù e c'è il settimo fallo. Pareggiamo i falli, 7 per parte. Era una buona l'idea del rossoblu, ma buona la difesa del portiere. Dunque 2:39 alla fine, 2-0 il risultato in favore del Forte dei Marmi. Ancora Torner in possesso di sfera, fascia sinistra, cambia per Gual supera Motaran, si porta dietro la gabbia, la spara all'indietro, Illuzzi per Torner finta, poi finisce a terra Chicco Rossi in area di rigore, spintonato vistosamente Torner. Rubio porta avanti sfera per i suoi, adesso è Gual con l'aiuto di Illuzzi che gli ritorna a sfera, Gual avanza, poi cede, torna alla manovra la GDS, Impianti a difendere il Valdagno. Dunque ancora Marco Gual all'indietro per Torner per Illuzzi, in profondità per Gual, attenzione Torner, Gual ancora per Torner, a centro area c'è Chicco Rossi, la sfera all'indietro per Illuzzi che si allarga, fa partire un missile
potentissimo, dritto per dritto, poi la stecca è alta, la punizione in favore del Valdagno che torna in avanti. Buono il tiro, buona la risposta, adesso è Motaran che cerca di impegnare Ignata, ma la sfera è deviata. Giuliani la riconquista, la cede all'indietro, ancora per il Valdagno con Motaran quando manca oramai 57 secondi. 2-0 il risultato. Davide Motaran, attenzione che va alla conclusione, sporcata da un ex compagno. La punizione non esiste, la sfera è per il rosso-blu. A 44 secondi il Forte dei Marmi può praticamente regalare soltanto pochi secondi all'avversario se vuole e cercare di trovare il tiro quando ne manca veramente una manciata. Ci sono 5-6 secondi di discrepanza tra il cronometro e il tempo giocabile per il rosso-blu. Ancora per il Forte dei Marmi con il Luzzi ancora, da questi a Gual, 18 secondi alla fine, Gual attaccato, passa dietro porta, ancora spintonata su Gual per Rick Torner si invola fra due avversari, poi la indirizza bene ma è fuori di un soffio. E adesso sul suono della sirena finisce questo primo tempo con il Forte dei Marmi che sicuramente se non ha dominato ha quantomeno spinto molto di più e in maniera molto più pericolosa del Valdagno. Sì, un primo tempo in cui tanti falli, ecco, diciamo che nella seconda parte della prima frazione i falli sono anche stati giustamente fischiati. All'inizio ne hanno fischiati forse anche di più rispetto alla gravità. Dopo il Valdagno ha cominciato a giocare in maniera più maschia, diciamo così, e quindi specialmente in attacco c'è state molte più occasioni per gli interventi dell'arbitro. Mi è piaciuto molto Giuliani, che lo ricordo per chi non lo sapesse, nonostante il cognome è un giocatore argentino molto molto promettente, un attaccante che è stato nazionale under 19 e è veramente molto veloce. Attenzione davvero, perché è un giocatore che crea anche spazi per i compagni. Per il resto Forte Marmi perfettamente in linea al risultato, forse ripeto qualcosina in più avrebbe meritato la squadra di Gual e Molina, però del resto non è riuscito a sfruttare il tiro diretto, perché poteva essere l'occasione per portarsi il 3-0, che forse per quello che si è visto come numero di occasioni poteva essere il risultato più giusto, ma insomma sappiamo che nell'occhio di occasioni ce ne sono tante, quindi chi segna comunque ha ragione, e se non segna abbastanza evidentemente ha ragione l'altra squadra che si è difesa meglio. Bene, io ringrazio l'amico Giulio Arnolieri per il commento, lo lascio alle prime avvisaglie, deve iniziare a preparare il pezzo per la nazione per quanto riguarda la redazione sportiva della Versilia. Un grazie va a Giuseppe Nardini per le riprese della parte tecnica. Intanto vediamo gli highlight, grazie alle dita magiche, a bottoni miracolosi di Simone Polacci, che ringrazio per questo. Da parte di Fabrizio Ercolini al momento è tutto, ci sentiamo per il secondo tempo.
Bene, torniamo in diretta qua dal Palahockey di Forte dei Marmi, squadre che fanno il loro rientro in pista, squadre che vediamo con, per quanto riguarda il Valdagno, col quintetto iniziale praticamente, a differenza di un Nadini che è in pista al posto di Garzia, poi ovviamente Bruno Sgari a tre pali, Motaran, Rubio, Nadini e Piroli. Dall'altra parte abbiamo Torner, Chicco Rossi, Ambrosio e Gil, con ovviamente Capitagnata tra i pali. Gil in possesso di pallina, ancora lui dietro la porta avversaria, lo scarico è per Torner per il tentativo di prima intenzione da parte di Ambrosio, poi in una qualche maniera riconquista sfera al Forte dei Marmi, pallina che rimane lì, c'è un po' di confusione, poi in caduta ci prova Chicco Rossi con un guizzo, ma fa buona guardia al portiere. Già due occasioni in questi primi 30 secondi per il rossoblu, seppur due occasioni da azione di confusione. Adesso è Xavi Rubio che va alla conclusione dritto per dritto, poi Motaran la riprende, ma Gil in anticipo su tutti se la porta via. Torner per Chicco, a mio avviso qui qualcosa poteva anche fischiare l'arbitro, non è di questo avviso, ha fatto cenno il signor Davoli che stava presa la pallina, ma il rumore non dava proprio quell'idea. Comunque niente di fatto e torna avanti il Valdagno, che ovviamente, Giulio, in questo secondo tempo dovrà inventarsi qualcosa in più. Sì, anche perché è chiaro che il risultato non serve a nulla per il Valdagno, no? Il Forte dei Marmi al tempo stesso invece deve cercare di chiuderla questa partita, anche perché, e lo ha fatto vedere già al primo minuto, e intanto Gil, ma viene la sua conclusione deviata da Sgaria con il bastone. Sì, prima comunque su Rossi anch'io sono più per una trattenuta della stecca del giocatore del Forte dei Marmi, però è inutile starci a discorrere sopra. Intanto conclusione di Gil parata e il Forte dei Marmi sta attaccando con decisione, diciamo così, in questi primi minuti, proprio per cercare di chiudere la partita. Poi comunque c'è sempre il famoso, no? La famosa tattica, tanto una conclusione di Rubio parato, che far scoprire la squadra che deve recuperare e poi cercare di colpire in ripartenza. Sì, che poi è, voglio dire, è l'ABC dell'hockey su pista ovviamente, e intanto la serie è altissima da parte di Nadini, la punizione in favore del Forte dei Marmi, con Gil che chiama i suoi a manovrarla con calma, va a posizionarsi lontanissimo nell'angolo, Gil riceve, incrocia con Ambrosio, Gil ancora missile, questa volta la parata del portiere è di quelle importanti. Adesso Rubio serve Motaran, attenzione a Motaran, la fascia è quella giusta, poi il filtrante al centro è preda del nostro portierone, da qui al Forte dei Marmi che va a manovrare con Torner, da Torner a Gil, Gil per Torner, cerca un compagno, poi la spintonata su Ambrosio consente al Valdagno di tornare in possesso di sfera. È Xavi Rubio che porta avanti pallina per i suoi, fascia destra, punta l'avversario, serve Nadini, Nadini all'indietro per Motaran, Motaran per Rubio, da questi a Motaran, ancora Piroli, dietro porta, poi la gira per Rubio, missile di Rubio, dritto per dritto la parata, la sfera recuperata da Torner, messa all'indietro dove c'è Chicco Rossi, il più arretrato dei suoi. Gil esce dalla zona buia, poi cambia con Torner, non si intendono i due, Gil non ci sta, andarsi a perdere la pallina, Vari cerca di riconquistarla, non gli riesce, Nadini porta avanti sfera per Motaran, da questi a Piroli, Piroli ancora a terra Gil, ma c'è il fallo di squadra numero 8 a carico del Valdagno, a quota 7 il Forte dei Marmi, con Ambrosio in possesso di sfera, in orizzontale per Gil, che gli ritorna pallina, Gil all'indietro, il più arretrato è Torner, che si allarga, va alla conclusione per il tentativo di deviazione che non riesce, attenzione che la martellata di Motaran, ma c'era dall'altra parte un ottimo Nadini, adesso è Gil che la incrocia bene, ma Sgari è stato molto bravo, perché quelli sono i gol di Pedro Gil
da sinistra verso destra sul palo lontano difficilmente sono prendibili, ma di fatto dopo 5 minuti fermo il risultato sul 2-0 Giulio. Sì, ma io ho la sensazione che gli arbitri fischino di più i falli, diciamo, quasi normali, che non quelli, certi tipi di contatto anche in zona d'attacco, perché effettivamente 2 o 3 per il Valdagno mi hanno lasciato un po' perplesso, che non sono stati fischiati. Poi invece in altri casi ne sono stati fischiati alcuni che con lo stesso metro non andrebbero fischiati, però insomma sono le solite cose che diciamo da qua su, e il ruolo dell'arbitro è molto più difficile di quello di chi come noi commenta, però è quello che ci sentiamo di dire in certe circostanze. Fra l'altro comunque una partita a onta del numero elevato di falli, per ora senza neanche un'espulsione, e comunque sono tutti falli di gioco, non di cattiveria. Senza ombra di dubbio, lungi da me pensare che il numero dei falli voglia dire la partita cattiva, anzi intanto i tifosi continuano a festeggiare. La martellata questa volta è sparata lontano, ma c'è Rubio in anticipo su tutti che va a recuperare Sfera. Sono 10 secondi per uscire, ma sarebbero passati da un po', e adesso c'è l'8º fallo a carico del rosso-blu, con Motaran che chiede di asciugare la pista proprio sul centropista. 20-11 alla fine, 2-0 risultato. Tanto nessun cambio fra le due squadre dopo questi primi 5 minuti del corso del secondo tempo. Tanto vediamo che Molina dà indicazione ai suoi di continuare, anche perché oggettivamente abbiamo una panchina con Gual, Lombardi, Cinquini e Illuzzi, perciò insomma anche volendolo cambiare tutti e 4 rimarremo a altissimo livello. Però insomma vediamo quello che sarà il proseguio, perché 20 minuti sono un tempo infinito. Sì, anche perché poi l'inerzia della partita, se il Fortenami non riesce ad allungare, il Valdagno insomma ci crede, perché 2 gol nell'Hockey non sono un distacco incolmabile, quindi giustamente la squadra di Mir può arrivare anche a segnare, quindi riaprire ancora di più. Adesso è Gil che tenta il miracolo e ci riesce quasi. Ancora Gil in possesso di Sfera, è indiavolato Pedro Gil, la tira, la riprende, se la va a riprendere e se la riporta in avanti. Ancora lui, poi cerca il filtrante per Torner, questa volta alla meglio Piroli, che può tornare ad impostare per i suoi con Rubio, ma è stato sfortunato il Fortenami. La Sfera adesso è per Torner, 3 maglie azzurre, bianca-azzurre su di lui. L'appoggio è per Ambrosio, Ambrosio di dietro porta, si ferma, poi l'appoggio all'indietro. Ancora Torner in possesso di pallina per Gil che cerca di superare Motaran. Ancora Gil dietro porta, mancano 5 secondi alla conclusione, ci prova adesso Ambrosio, poi va al tentativo Ambrosio, niente da fare, va alla conclusione anche Chicco Rossi nel tentativo di toccare il portiere. E intanto il primo cambio per il rosso-blu, fuori Gil e dentro Cinquini. Motaran all'indietro per Rubio, Rubio ancora, su di lui si porta Ambrosio, Sfera all'indietro, Nadini in possesso di pallina, percussione, ancora Motaran, cerca un varco che non trova per l'intervento di Chicco Rossi, costretto a girare Sfera all'indietro per il tentativo adesso di deviazione. Questa volta si deve impegnare non poco Gnata per deviarla, e la Sfera è ancora per il Valdagno, che come diceva giustamente il buon Giulio Arnolieri, più passa il tempo e più ci crede. Dunque pallina all'indietro per Piroli, che poi va alla conclusione. Attenzione Nadini, passa al lato, poi ci prova Motaran ma rischia tantissimo e chiede il time out immediatamente Roger Molina. Bisogna inventarsi qualcosa, perché veramente si sta facendo pericoloso il Valdagno. Rubio
Rubio portato dietro la gabbia da Cinquini, sfera indietro per Motaran, attenzione, poi sbaglia tutto Motaran, la recupera e va alla conclusione, 2 volte Sgaria deve compiere il miracolo, poi finisce a terra Cinquini. L'arbitro dice che c'è il fallo del Forte dei Marmi perché ha toccato Sfera con la pancia mentre cadeva dopo il contatto con l'avversario. Di fatto c'è il time out e vediamo che ci ragiona sopra Molina, serie di cambi ed entra dunque il Forte dei Marmi con una formazione inedita in questo frangente. Devono respirare gli altri e dunque è Cinquini Gual, Lombardi e Illuzzi che fanno il loro ingresso in pista durante questo time out. Dall'altra parte Motaran e poi abbiamo Giuliani in pista con il 4 Nadini e dovrebbe essere Rubio se non vado errato. Dunque Giulio, ci aspettano questi ultimi minuti ovviamente all'arma bianca perché immagino che il Valdagno continuerà, anzi incrementerà la spinta. Senz'altro, anche se il Forte dei Marmi ha fatto vedere in quel contropiede in cui veramente Sgaria ha salvato in 2 occasioni, la seconda veramente con un riflesso straordinario la propria porta, però è chiaro che non sono reti, cioè, tanto prima nel primo tempo avevamo detto che forse il vantaggio di 2 reti era troppo stretto per il Forte dei Marmi, onestamente adesso il Valdagno un gol avrebbe meritato e adesso con Giuliani in pista attenzione perché abbiamo già visto nel primo tempo quando il Valdagno non stava giocando con questa convinzione forse che è in grado di creare notevoli spazi per i compagni e di essere pericoloso lui. Vediamo un po' quali saranno le contromisure del Forte dei Marmi. Giuliani in possesso di sfera, arriva fino a fine binare, tenta un alzo e schiaccia improbabile, la sfera è per Cinquini, poi è proprio Giuliani che va a recuperarla sullo stesso Cinquini, rimposta l'azione su Rubio. Rubio per Giuliani ancora, che fa partire un tiro che però è smorzato dal nostro Domenico Illuzzi. Gual per Illuzzi ancora, Forte dei Marmi che può tornare in avanti con Marco Gual per Domenico Illuzzi che cambia su Cinquini, Cinquini per Gual, per Lombardi, Gual ancora parte da lontano, fascia destra per lui, si accentra Lombardi fra 2 avversari, ancora sfera indietro, Lombardi, la pallina gira veloce per Cinquini in fascia sinistra, mischia di Cinquini, la parata del portiere dalla lunga distanza, niente da fare, ci prova adesso dalla lunghissima distanza ma Illuzzi in anticipo porta avanti sfera, la serve a Lombardi per Illuzzi, sporcata da Nadini, quel tanto che basta per impedirgli la conclusione di prima intenzione. Cinquini, Lombardi ancora con il numero 7, il giovane in forza rosso-blu per il primo anno. La pallina soffiata da Rubio che poi deve trovare un compagno, non gli riesce, buono però la fase di interdizione da parte di Xavi Rubio. Rubio ancora, la mette all'indietro per Motaran, Nadini cerca di entrare in area, Lombardi gli lo impedisce, ancora Nadini, cerca un compagno, lo trova in Xavi Rubio dopo il tocco di Davide Motaran. Motaran ancora ci prova sul primo palo, niente da fare, Illuzzi recupera dopo il tocco del portiere, ma poi è un'ottima fase difensiva per quanto riguarda il Valdagno, poi un po' di confusione, la sfera è per Gual, la porta in avanti con un certo ordine, va alla conclusione, martellata, parata del portiere, Rubio la recupera per i suoi, Cinquini non è arrivata la deviazione sulla ribattuta e adesso la sfera finisce fuori dal specchio della porta e torna in pista Garzia a fargli spazio è Piroli, scusate, Nadini, e adesso è Illuzzi in possesso di pallina. Illuzzi per Cinquini, ancora Illuzzi, fascia destra, cerca un compagno, lo trova in Lombardi,
Lombardi che ha un buon tiro, viene però murato. Sono 10 secondi a disposizione del rosso-blu per portare sfera oltre la zona del buio. Lombardi su Rubio, Cinquini, Gual, percussione di Gual in fascia destra, non c'è nessuno al centro per la deviazione. Adesso Lombardi si posiziona al centro dell'area, mamma mia, ci è mancato veramente pochissimo, toccata dal portiere, poi il missile, sfera che rimane lì, eccolo Domenico per Gual, ancora una battuta e ancora una risposta di Sgaria che tiene a galla il Valdagno, e praticamente Giulio in 30 secondi 3 volte. Sì, come era successo un po' al primo minuto, però è chiaro che bisogna metterla dentro la pallina, e siamo ecco, riparte il Forte dei Marmi con il Luzzi. Il tiro di Luzzi, la deviazione da parte di Giuliani, sfera fuori dal rettangolo di gioco, e Mir ha qualche suggerimento da dare ai suoi, visto che insomma negli ultimi minuti hanno giocato decisamente bene, anche se bisogna dire le occasioni più ghiotte forse le hanno avute ancora una volta il rosso-blu. Sì, ma diciamo che è un po' il momento decisivo della partita, no? Perché è chiaro che sul 2-0 l'abbiamo detto, il primo tempo era un conto, adesso il tempo passa, il Valdagno ha visto che ce la può fare, rischia anche qualcosa di più, perché del resto per cercare di segnare si può anche rischiare a questo punto, però è chiaro che se riuscisse a trovare il gol cambierebbe completamente le cose. Falli di squadra siamo rimasti a 8-8, però ne si fa presto anche ad arrivare a 10, e anche quello potrebbe essere importante, quindi il Forte dei Marmi giustamente sta cercando di stringere i tempi per allungare, però il Valdagno è cresciuto parecchio in questo secondo tempo, confidando ovviamente su uno Sgaria che ha fatto gli straordinari, ma del resto lo sappiamo tutti che è uno dei migliori portieri italiani, e quindi è chiaro che sta facendo il suo dovere, né più né meno. Il Forte dei Marmi deve cercare quella rete che forse, se segnata, potrebbe cambiare il volto della partita, perché al di là di un gol in più di vantaggio taglierebbe un po' le gambe al Valdagno. Viceversa, se il Valdagno riuscisse a segnare, cambierebbe ancora di più la partita. Mancano 12:51, dunque si gioca all'ultimo quarto con Torner, Cinquini, Gual e Luzzi. Torner la incrocia, ma la sfera schizza lontana, attenzione, ma la meglio Cinquini su Garzia che poi lo trattiene. Ancora la sfera è per Domenico Illuzzi, questa volta a trattenerlo è l'arbitro. Domenico Illuzzi con gran mestiere su Giuliani, che poi lo spintona all'angolo, la serve a Torner, all'indietro per Gual, siamo al limite, Gual impegna ancora una volta Sgaria, ma ancora il Forte dei Marmi che ha 45 secondi nella possibilità d'attacco. Cinquini per Torner, ancora Torner per Illuzzi, Illuzzi ancora dietro porta, poi la sfera finisce sul retro della porta e si riprenderà con l'ingaggio. Ojeda, Garzia, Giuliani e Rubio in pista. Torner, Illuzzi, Gual e Cinquini per i suoi. Batte veloce la sfera il Valdagno, ma bisogna rettificare la posizione. 11:50, si gioca ormai l'ultimo quarto di gara con Ojeda che scivola ma mantiene il possesso, sfera all'indietro per Rubio, murato da Gual, ancora Gual che deve aspettare il piazzamento dei compagni, lo fa in questo momento. Marco Gual per Cinquini, per Gual ancora, esce alla zona buia in fascia destra per Gual, dietro porta si ferma, aspetta il piazzamento, poi finisce a terra il Luzzi, l'arbitro gli fa cenno di rialzarsi. L'hanno fatto più di una volta questa sera questo cenno, qualche volta non è che ragione, qualche altra un po' meno. Ancora sfera all'indietro per Gual, che poi riesce grazie all'aiuto di Cecchini a recuperare una sfera persa, ma Cecchini fa una fase difensiva importantissima in questa occasione. Intanto vediamo che Gil è a colloquio con Molina, si cercano le accelerazioni del pentacampione, ma la sfera è recuperata dal Valdagno in una qualche maniera. Attenzione a Rubio,
tiro di Rubio, deviazione, la sfera è per Ojeda. Ojeda va alla conclusione che attraversa praticamente tutta l'area di rigore senza sottili effetti. Fuori Gual, dentro Pedro Gil. Il Luzzi la dà lunga, ma c'è l'anticipo dell'avversario. Ancora poi Gil va a soffiare sfera a Rubio. La dà lunga per Torner che la domestica. Cerca un compagno, lo trova nello stesso Gil. Accelerazione di Gil al centro. E beh, Giulio, commenta a te. Sì, Gil per tornare al centro, sgara in uscita, ha parato, bastava forse alzarla un pochino, ma non c'è stata, è stata veramente una bellissima azione, ma non finalizzata. Non finalizzata e a rischio coronarie queste azioni. 9:36 alla fine. Ojeda attaccato, ancora Ojeda in giravolta, la sfera è parata e riportata avanti da Pedro Gil. Gil poi la allarga per il Luzzi, sfera larga, il Luzzi fra due avversari che hanno la meglio, la tirano in avanti, ma è ancora Gil su errore del Valdagno. La manovra per Torner, intanto fuori Cinquini e dentro Chicco Rossi, si cerca la punta in area di rigore. Pedro Gil messo giù, ma non c'è fallo, attenzione. Rubio costretto da Gil ad allargarsi molto, la dà all'indietro per Garzia, ancora per Ojeda, a Giuliani, dribbling di Giuliani, poi finisce a terra, ma c'è il fallo numero 9 a carico del Forte dei Marmi. Dunque si accende la luce rossa, prossimo fallo rosso-blu, e al di là del fatto del tiro diretto costringe anche a cambiare mentalità per quanto riguarda la fase difensiva. Certamente, fra l'altro in un momento in cui il Valdagno sta spingendo molto e quindi è chiaro che ci si espone di più al fallo. Del resto era nelle cose, l'avevi già detto nel primo tempo, che saremmo arrivati, no, a questi numeri. Del resto è così. Però il Forte dei Marmi, diciamo che dopo il time out precedentemente chiesto ha registrato meglio la difesa, però è anche vero che il Valdagno adesso sta facendo il massimo sforzo possibile, sa bene che con un gol cambierebbe completamente il quadro della partita. Intanto la conclusione viene ribattuta e riparte ancora Gil. Vediamo un po', comunque è vero che basta un solo fallo al Valdagno per arrivare anch'esso a quota 9. Intanto Torner in area, vediamo, non riesce, viene un pochino trattenuto anche in questa circostanza, secondo me era meno netto di quello di prima, però volendo ci poteva essere anche qui. E 8 minuti alla fine, ancora tutto veramente da decidere, con un Valdagno che più passa il tempo e più ci crede. Intanto si lotta in un fazzoletto, è Giuliani che poi commette il nono fallo e dunque 9-9 i falli di squadra. Il primo fischio vale un tiro diretto quando mancano 7:51 e beh, insomma, visto l'andazzo direi che lo vedremo di qui e di là, perciò è quanto mai importante adesso cercare di arrivarci con il minor danno possibile. Chicco Rossi, Torner, Gil e Luzzi, scusate, Ambrosio, Giuliani, Ojeda, Rubio e Garzia, sfera per Torner, dietro porta si ferma, aspetta il piazzamento, cerca di farsi vedere Ambrosio, la sfera è ancora per lui, per il tentativo di Chicco Rossi che però è preso in controtempo perché c'è un tiro non fortissimo. Intanto dentro Mattia Cocco, il capitano di 1000 imprese del Valdagno, a fargli spazio è Garzia. Gil gli porta via sfera, vola in fascia destra Gil, si ferma, aspetta il piazzamento, cerca un compagno, lo trova in Chicco Rossi, dall'altra parte è Torner ai 4 cantoni, poi rimbalzo maligno consente a Gil di andare a recuperare con l'aiuto di Chicco Rossi una sfera importantissima. Ambrosio
all'indietro per Gil, per Ambrosio ancora, per Gil il più arretrato, percussione di Gil, attenzione al centro dove doveva essere per la deviazione Chicco Rossi, ma francobollato da Rubio. Ci prova adesso in grande stile Turner, ma non riesce. Attenzione Rubio, Gil che spezza ancora il tentativo di contropiede, costringe la manovra del Valdagno, si difende la CDS Impianti. Giuliani, su di lui va Ambrosio, porta via sfera con l'aiuto ancora una volta di Chicco, il missile è un palo pieno e quando la sfortuna ti cambia la sorte poteva essere il gol, se non della serenità sicuramente importantissimo. E questa volta è Sgaria che ci mette una pezza, occasionissime per il Forte dei Marmi che registra bene in difesa e poi deve inventarsi in attacco. Adesso Forte dei Marmi per il tentativo al centro, non arriva Chicco per l'intervento di Sgaria, poi c'è il fallo, credo numero 10 da parte del Valdagno, e dunque il tiro diretto è in favore del Forte dei Marmi quando è Diagomir che chiama il time out. Dunque riprenderemo con il tiro diretto, resta solo a vedere a chi sarà affidato. E dunque un time out che casca in un momento importante perché insomma si fermano un po' i cuori e si va al tiro diretto. Sì, anche perché se il Forte dei Marmi trasforma questo tiro diretto a pochi minuti dal termine è chiaro che fa un passo forse decisivo. Se però non lo trasforma al tempo stesso, il Valdagno ha la possibilità di arrivare al tiro diretto perché il Forte dei Marmi ha 9 falli e quindi ancora un'ulteriore botta positiva a livello psicologico per il Valdagno. Quindi è un tiro diretto veramente molto importante, fermo restando che poi nell'hockey in 5 minuti cambiano anche i campionati del mondo, non solo una partita, però è evidente che è un'occasione che il Forte dei Marmi deve cercare di sfruttare e prova a farlo con Federico Ambrosio, se non sbaglio, no, Rossi. Chicco Rossi ci prova o Federico Ambrosio, vediamo, tutte e due vanno verso il dischetto. No, Ambrosio, Rossi forse non si era accorto. Ambrosio, incaricato del tiro Ambrosio, Rossi ci ha provato. L'ha detto male, la direttiva dice Ambrosio. Vediamo come si comporterà Ambrosio in questa occasione, se andrà alla conclusione diretta o porterà sfera. 5-0-8, 2-0, decimo fallo a carico del Valdagno, porta sfera Ambrosio e poi la alza e la mette fuori, dunque tiro diretto non sfruttato. Addirittura Ambrosio mette a sedere bene il portiere ma poi non riesce a chiudere. E adesso Gil che porta avanti sfera, Gil, missile di Gil, deviazione, ancora il Forte dei Marmi all'indietro con Ambrosio e il buon Federico ha qualcosa da farsi perdonare adesso. Al centro c'è Gil per Turner, Ambrosio, Gil ancora lontanissimo, cambia per Turner, ancora per Gil, 4-24, ovviamente bisogna giocare senza rischiare il fallo. Turner per Ambrosio che la mette là per Turner che però si aspettava il passaggio dall'altra parte, dunque la sfera è riconquistata dal Valdagno, pallina però intercettata fra Gil e Ambrosio e il Forte dei Marmi torna in avanti. Gil si ferma per Chicco, spintonato da Nadini che torna in pista nel tentativo di trovare quello che è la cosa più consola per lui. Poi no, non è possibile, e questo io prego la regia ce lo facciano rivedere appena c'è un momento, perché capolavoro di Rossi, sfortunato, incredibile. Rossi ne fa fuori uno, fa fuori il portiere, la domestica e la spara dentro e tocca il palo, sfortunatissimo. E se c'è, come diceva un caro amico, un dio dell'hockey, stasera abbiamo vinto, perché insomma siamo decisamente
in credito di fortuna. Peccato perché ovviamente ha fatto, al di là una squadra o l'altra, ha fatto veramente era un'opera azione. veramente, Sì. veramente Sì. una grandissima azione che comunque avesse fatta. È Torner che vince l'ingaggio, 3:22, dentro Gual, fuori Chicco Rossi, ci prova Ambrosio, la sfera è alta, la punizione in favore del Valdagno. È un Forte dei Marmi che sta giocando comunque col contagiri in maniera ordinata, quando prende sfera cerca di non andare a complicarsi la vita. Adesso è Gil, Torner ci prova di prima attenzione, niente da fare, ma la sfera è ancora per il rosso-blu. Poi grande fase difensiva, anche in questa occasione Gil non ha serrato sull'avversario, ha solo fatto perdere il tempo per star scattare il contropiede. 2:43, Motaran, il missile, l'ex compagno Gnata gli dice di no, Ambrosio torna in avanti, Ambrosio la mette all'indietro in maniera ordinata per Torner. Sull'orizzontale c'è Gual e ancora Ambrosio che però fraseggia con Torner per Gil, esce dalla zona buia quando mancano oramai 130 secondi alla fine. Gil, insomma, quando Gil prende sfera arriva al limite dell'area, attenzione, mamma mia, ci prova ancora Ambrosio e ancora una volta è fuori, ancora Ambrosio e ancora sgaria. 1:58, dicevo, quando Gil prende sfera al limite dell'area semina il panico veramente, perché ha ancora un movimento incredibile, sfera che schizza lontana. 10 secondi per Gual per riportarla fuori, lo fa in questo momento servendo Gil. Torner, Gual, Forte Marmi che gioca praticamente su 30 metri di pista. Adesso Gual per Ambrosio e ancora sgaria. No, stasera veramente merita ben più che un premio il portierone del Valdagno. Attenzione perché mancano ancora 70 secondi alla fine, con Cocco in possesso di sfera, la mette là, cerca di riguadagnare secondi. Attenzione a Torner per Ambrosio, la sfera è riconquistata da Ogeida per Cocco, grazie, schiaccia di Cocco, è ben murato, poi è Nadini, non stringe su di lui Gual, il tentativo di Motaran passa al lato, ma è ancora per 36 secondi, c'è la possibilità di attacco da parte del Valdagno. Mattia Cocco, missile fuori di un soffio, Nadini ancora, 30 secondi, Ambrosio la porta avanti, la serva a Gil che giustamente si ferma, la può portare in fondo e a mio avviso ce la porterà. Eccolo qua per Torner, supera un avversario per Gual ancora, supera Mattia Cocco che lo bastona, poi c'è il fallo di Gual che viene punito con il fallo di Ogeida su Gual, scusate, mi era preso il terrore, perché insomma a 7 secondi ormai, per la buona fortuna di Gnata, spererei in uno score 0 e direi che ci sono tutti i numeri per farlo, deve solo appoggiarla lì, darla qui, girarla dall'altra parte, che poi Tornero non ci pensa neanche un secondo, ci prova e si chiude sul 2-0. 2-0 per il rossoblu, tutto matura nel corso dei primi 5 minuti, gol di Schiller, raddoppio di Rossi, ma se c'è un eroe di serata io credo che sia Bruno Sgaria, che veramente ha tenuto a galla i suoi. Dall'altra parte, quando è stato impegnato il buon Riccardo Gnata, ci ha messo il guantone e beh, insomma, 3 punti ancora in cascina, 3 punti con uno score 0 e in terra vicentina, se è vero che
non manca l'agono agonistico, non mancano le triangolazioni, ma qualcosa manca e sono i punti, perché dopo 4 gare a quota zero una squadra come il Valdagno credo che nessuno se lo sarebbe aspettato. No, senz'altro, sì, il Forte dei Marmi che ha meritato indubbiamente la vittoria, perché il numero di occasioni è stato enorme, ha avuto qualche problema in una fase del secondo tempo, poi dopo il time out ha registrato molto bene la difesa, c'è stata chiaramente qualche occasione perché l'hockey non è il calcio e le squadre al tiro ci vanno spesso e volentieri, però onestamente, come ha detto giustamente Fabrizio, Gnata in alcuni momenti ha salvato, meglio ha tenuto il risultato aperto, cosa che non sarebbe stata se ci fosse stata un po' più precisione in certi momenti e uno Sgaria meno bravo. E un po' come la partita con il Monza, considerato che era un altro avversario, il Forte dei Marmi gioca molto bene in difesa, si esprime molto bene a livello di gioco, però ecco, non riesce a finalizzare in proporzione. Vedremo se il proseguo della stagione porterà dei correttivi. Intanto arrivano 3 punti molto importanti che diciamo cancellano almeno in parte la sconfitta di Trissimo. Grazie e buona serata. Bene, io ringrazio l'amico Giulio Arnolieri per il commento, lo lascio al suo pezzo per la nazione, redazione sportiva della Versilia. Un grazie, mentre il Palasport di Forte dei Marmi dà doveroso tributo a Davide Motaran. Un grazie alla magia delle telecamere della parte tecnica di Giuseppe Nardini. Poi abbiamo il re dei bottoni, Simone Polacci, che ci fa vedere replay, insomma, e tutto quello che riguarda poi l'andamento della regia. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, 3 punti in cascina, Gil e Rossi decidono la partita insieme a Sgaria che ha impedito che il Valdagno caracollasse, e dunque da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, la linea va alla regia, risentirci alla prossima.